Bentrovati, buon pomeriggio telespettatori di Antenna 3 Nord-Est. Siamo rigorosamente in diretta anche oggi per darvi conto dell'emergenza coronavirus sul fronte veneto. Iniziamo come sempre dai dati di giornata che sono stati diffusi nella prima mattinata di oggi dalla Regione del Veneto con azienda zero. In tutto sono 13.421 i contagi totali dall'inizio dell'emergenza, 335 in più rispetto al report di ieri sera. A Verona, in provincia di Verona, la più alta incidenza con 167 casi. Sono 10.647 invece i contagiati attuali, 18.567 invece le persone che si trovano in isolamento domiciliare. Nella notte, quindi tra ieri sera e la prima mattina di oggi, si sono registrati 9 decessi, uno all'azienda ospedaliera di Padova, 2 nel Veronese, uno all'ospedale di Borgo Roma, l'altro a Legliango, poi 2 nel Trevigiano, tra gli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto, Villa Salus a Mestre, un altro caso, a Rovigo, un altro caso ancora, uno a Schiavonia, uno all'ospedale di Vicenza. Questa la triste contabilità sul fronte dei decessi. La buona notizia consiste nel fatto che i posti letto occupati in terapia intensiva continuano a scendere, per quanto gradualmente, 257 in tutto, un'unità in meno rispetto al report di ieri sera. Sono stazionari invece i pazienti in area non critica, 1521 nei vari ospedali del Veneto. Questa la situazione, ma siamo in attesa come ogni pomeriggio sera del secondo report di giornata. Mi collego un attimo in diretta, vediamo se riusciamo questa volta nel collegamento con 2 europarlamentari per fare il punto della partita a livello europeo. Una è l'europarlamentare Alessandra Moretti del Partito Democratico, che vedo finalmente in collegata via Skype. Buonasera, buonasera onorevole, mi sente? Io però non la sento. Vediamo un attimo se riusciamo, altrimenti niente, non riesco a sentirla. Ci diamo ancora. Ecco, adesso sì, adesso la stavo sentendo. Sì, perfetto, adesso la sento. Okay. Facciamo tutto in diretta ormai, chiamo anche il suo collega. Siamo pronti a qualsiasi cosa. Ipertecnologici. Allora, chiamo Gian Antonio D'Are, che poco fa era collegato, quindi chiamiamo anche l'europarlamentare D'Are, vediamo se riusciamo. Per fare il punto ovviamente della situazione a livello europeo, perché cos'è successo? Ieri sera l'Eurogruppo finalmente, dopo giorni di dibattito anche acceso, ha approvato. Ecco, ci siamo anche con D'Are. Buonasera D'Are, grazie per essere con noi. Dicevamo, ieri sera, alla fine, dopo una trattativa davvero estenuante, con momenti di alta tensione tra le forze politiche, ma soprattutto tra i paesi, è arrivato a partorire una prima soluzione. Aiuti per 1.000 miliardi di euro ai paesi che si trovano a fronteggiare l'emergenza coronavirus. In particolare parliamo di 500 miliardi subito per la sanità, quindi di fatto prestiti senza condizioni agli Stati sul fronte della sanità. Altri 500 miliardi per il cosiddetto Recovery Fund, quindi per un fondo di ripartenza. Questo è il pacchetto che il commissario Gentiloni ha definito senza precedenti. È arrivato il placet anche del Presidente del Parlamento David Sassoli,
Lo stesso Premier Conte si è detto soddisfatto, Conte che parlerà probabilmente nei prossimi minuti. Sugli scudi invece l'opposizione che dei Corona Bond faceva una bandiera per certi versi, e quindi molto critico Salvini oggi, che ha parlato di dita negli occhi da parte di tedeschi e olandesi. Quindi la situazione, diciamo, è ancora aperta, perlomeno sul fronte politico. Questa decisione dell'Eurogruppo va di fatto ad anticipare la riunione che fra qualche giorno ci sarà fra i vari presidenti del Consiglio dei Ministri dei vari paesi, tra i vari premier dell'Unione Europea. Quindi questo in qualche modo è lo stato dell'arte, questo è quanto è stato comunicato finora, in attesa della presa di posizione del Premier Conte, soprattutto per quanto concerne il fondo Salva Stati, di cui in questi giorni si è parlato parecchio. Chiedo ai miei ospiti questa sera qual è lo stato dell'arte. Comincio da lei, Moretti. È davvero un testo, un accordo positivo per l'Italia? Allora, innanzitutto una premessa che secondo me è doverosa. Stiamo tutti lavorando per ottenere risorse fondamentali per le economie europee e per i nostri territori, e quindi tutti gli eurodeputati sono impegnati in queste settimane in trattative molto molto dure per far cambiare verso e atteggiamento non tanto all'Europa, alle istituzioni europee, che in queste 2 settimane hanno sfoderato e messo in campo tantissimi strumenti, il Parlamento europeo, la Commissione europea, la Banca Centrale Europea, ma per far cambiare atteggiamento ai singoli Stati nazionali e al cosiddetto Eurogruppo. Allora, noi come Parlamento europeo abbiamo ottenuto degli straordinari passi in avanti e 1.200 miliardi dalla Banca Centrale Europea già 2 settimane fa, oltre a una serie di misure storiche mai accadute. Adesso però abbiamo fatto una battaglia e abbiamo, come dire, vinto, tra virgolette, soltanto il primo tempo, ma il secondo tempo e la finale si giocherà il 16 aprile. Abbiamo ottenuto che sul piatto i singoli Stati mettessero non soltanto il MES senza condizioni, ok? Quindi un fondo straordinario senza condizioni, ma abbiamo ottenuto anche 200 miliardi dalla BEI, Banca Europea degli Investimenti per le imprese, abbiamo ottenuto i 100 miliardi del programma SURE contro la disoccupazione, che è un bond finalizzato ovviamente all'occupazione, e abbiamo ottenuto, come lei giustamente ricordava, questo recovery fund, questo fondo straordinario di altri 500 miliardi che insieme al pacchetto fanno i 1.000 miliardi. È sufficiente? No, non è sufficiente, diciamocelo subito, perché con una crisi economica che sarà come quella del 1929, ok? È evidente che l'Europa, ma anche i singoli paesi nazionali devono mettere in campo tantissime risorse, e ci sono paesi ovviamente che partono da una condizione economica molto difficile, quale è l'Italia, la Francia, la Spagna, il Belgio, cioè hanno dei debiti pubblici accumulati sulle spalle molto importanti. Allora il passo successivo che noi dobbiamo fare è quello di ottenere un recovery fund finanziato da degli corona bond, da dei bond che non sono più un tabù ormai, perché li abbiamo ottenuti attraverso i 100 miliardi di SURE, quindi già questi passi in avanti possono farci ben sperare. Nonostante c'è comunque da ribadire che la Germania ha continuato nella sua linea del no nei confronti degli Eurobond, posizione che è stata ribadita oggi da varie voci a livello tedesco. Dare, è così, è una vittoria questo primo tempo? La domanda forse è retorica vista la presa di posizione di Salvini. Cosa ne pensa? Ma innanzitutto, come diceva la collega, siamo italiani e stiamo difendendo le imprese italiane, il lavoro in Italia, e quindi siamo sulla stessa barca. Noi ci permettiamo
e possiamo criticare di più l'Unione Europea perché siamo chiaramente all'opposizione e la stiamo facendo in maniera molto dura e molto accentuata, e questo è un aiuto che noi diamo a chi in questo momento sta trattando sui banchi europei, e quindi la nostra è una posizione chiaramente di supporto, di un trattamento di scontro con chi va a trattare. È chiaro che l'Unione Europea è fatta da due fazioni in questo momento. C'è il blocco latino che è fatto da Italia, da Spagna e da Francia in particolare, e il blocco nordico che è fatto dai tedeschi e naturalmente dall'Olanda. Allora noi ci scontriamo con due realtà diverse, con quella che è l'idea latina e quella che è l'idea calvinista probabilmente, ma non è così, perché il nostro lavoro siamo a supporto, cioè il mercato interno dell'Unione Europea va a supporto a tutti gli Stati europei, a tutti gli Stati membri, quindi è un dovere e soprattutto è più utile alla Germania a dare un aiuto a chi in questo momento è stato più colpito da questo importantissimo coronavirus, che ha colpito di più l'Italia, ma soprattutto ha colpito le parti produttive, le parti forse più produttive. Non voglio togliere niente a nessuno, e quindi questo è il nostro aspetto, la nostra cattiveria con cui ci siamo battuti e abbiamo attaccato l'Europa nelle sue istituzioni. È chiaro che poi sì, noi entriamo, ci sono 350 più 400 di soldi, di miliardi di euro, che però vanno a sostegno delle imprese, ma non è un fondo che viene dato dall'Unione Europea in particolare all'Italia, perché con questi 750 miliardi cos'è che succede? L'impresa, l'imprenditore, il titolare di partita IVA che va a chiedere il prestito in questo momento per superare questo momento di crisi ha un grosso problema, deve fare un'istruttoria, andare dalla propria banca e poi accedere al mutuo. È un prestito che poi deve essere restituito con gli interessi. Quindi questi 750 milioni sono 750 milioni a garanzia delle banche che danno i prestiti al lavoro. È tutto qua, quindi non sono soldi che l'Europa dà, è solo l'Europa che mette a garanzia. Ecco, in questi giorni, questa è una precisazione che facciamo più volte, quando parliamo dei miliardi messi in campo dalle varie istituzioni, il più delle volte parliamo di prestiti, quindi misure che di fatto vanno anche a creare per certi versi nuovo debito. Chiedo di nuovo a lei, Moretti, non è possibile immaginare dei contributi a fondo perduto? È così contraria a questa impostazione rispetto al quadro normativo europeo? Ma allora, i 1.200 miliardi che la Banca Centrale Europea ha messo a disposizione delle banche sicuramente sono una liquidità forte in favore dell'economia reale, perché come giustamente diceva Darè, noi siamo oggi preoccupati tantissimo ovviamente per l'aspetto della salute, ma lo siamo altrettanto per l'aspetto economico, cioè dobbiamo rimettere in piedi le nostre aziende e ricominciare ovviamente a produrre, e questi soldi devono servire alle nostre aziende oggi, non domani o tra 15 giorni. Quindi la grande ansia che io ho, la mia ossessione, non è tanto quella di avere liquidità, perché questa dall'Europa l'abbiamo ottenuta. La mia ossessione è quella di fare in modo poi che questi soldi che l'Europa ha messo a disposizione a condizioni agevolatissime arrivino effettivamente nei conti correnti dei lavoratori autonomi, delle partite IVA, delle imprese, perché il grosso problema non è più qui dell'Europa, ma è del governo, è del sistema bancario italiano. Allora è logico che noi dovremo metterci tutti insieme ad un tavolo, io, Darè e tutte le teste che si vedono in Europa e in Italia, nelle regioni, a snellire l'apparato burocratico, perché non possiamo dire che l'Europa non ha fatto niente. L'Europa ha fatto molto, ma poi il supporto europeo si blocca di fronte all'elefante burocratico che attanaglia da sempre il nostro paese, perché vede, gli soldi sono gli stessi che abbiamo dato anche alla Germania, ma in Germania non ci sono,
orpelli burocratici e quindi arrivano direttamente a chi ne ha bisogno. In Italia si blocca tutto. Questo allora però, dobbiamo effettivamente fare uno sforzo maggiore da noi. Ecco, di sburocratizzazione si parla tanto. Ora al governo c'è una compagine PD 5 Stelle e probabilmente qualcosa dovrà essere fatto sul fronte della semplificazione nel decreto aprile a livello nazionale. Questo è uno stimolo che dobbiamo dire, e fanno bene le opposizioni, ha detto bene Darè. L'opposizione ha il ruolo di andare a pungolare chi governa e a stimolarlo a fare meglio e di più. E certamente questo della burocrazia è un aspetto. Io anziché, voglio dire, Conte andare a dire che se non ci danno quello che vogliamo ci arrangiamo, che è una sciocchezza, perché si sa benissimo che senza gli aiuti europei non andremo da nessuna parte. Ma Conte dovrebbe essere più ossessionato dall'idea invece di attuare un processo semplificativo serio del nostro Paese. Darè, il tema della semplificazione è una bandiera sua e della Lega da molto tempo. Ce la facciamo questa volta? Al di là degli scontri politici, al di là delle varie posizioni, l'emergenza coronavirus ci farà riflettere come sistema sull'esigenza di arrivare veramente ad una semplificazione effettiva? Ci vuole la semplificazione per un semplice motivo. Faccio soprattutto un esempio. Io e Alessandra siamo in Europa, siamo entrambi veneti, sappiamo benissimo che la prima impresa del Veneto è il turismo. Bene, con la stagione del mare che è alle porte, con tutte queste partite IVA che stanno aprendo, diciamo, l'attività, conviene fare un mutuo? E in quanto tempo riuscirà a avere un mutuo per superare questo momento di crisi? Anche perché, diciamo, le nubi all'orizzonte sono veramente nere per il turismo, non solo veneto, ma di tutta Italia, ma penso anche di tutto il mondo. Allora, se c'è anche, assieme a questo, ci mettiamo anche un apparato burocratico lento, lei capisce che questi dovrebbero avere già la possibilità di avere il mutuo e di rientrare del mutuo in tempi stretti. Ma soprattutto c'è una grande battaglia, e mi permetto di dire a noi che siamo in opposizione. Allora noi vogliamo i corona bond, cioè avere dei soldi freschi e disponibili. Invece il gruppo tedesco, il gruppo nordico, invece questi non vogliono questo, vogliono gli aiuti alle banche. E in particolare quale banca? La Deutsche Bank. Vogliamo ricordare la Deutsche Bank che ha una passività solo di interessi dei derivati di 60 miliardi? Allora dobbiamo pagare anche questo, dopo che loro hanno finanziato le industrie tedesche. È su questo che noi ci battiamo, sulla nostra criticità, e siamo critici con questo governo. Tra l'altro, non per gettare benzina sul fuoco, ma il Die Welt, uno dei principali quotidiani tedeschi, citava la mafia italiana per corroborare la tesi appunto degli aiuti di Stato e quindi della necessità di non arrivare a livello tedesco appunto ad approvare questi famigerati Corona Bond. Siamo arrivati a questo? Questo è inaccettabile che il governo tedesco o comunque un rappresentante tedesco venga a dire queste cose a noi italiani. Noi italiani la mafia la combattiamo, sia da destra che da sinistra, della Lega o non della Lega. È per questo che io non ho capito perché il governo non sia insorto contro questo personaggio. Cioè difendiamo almeno la dignità delle persone che lavorano, che si alzano al mattino e fanno il proprio lavoro e pagano anche le tasse e sono i contributi anche europei. In realtà per onore di cronaca Di Maio ha preso una posizione molto netta. C'è anche da aggiungere che tra l'altro sappiamo benissimo tutti che la mafia esiste dove ci sono i quattrini, dove ci sono i soldi, e quindi sicuramente c'è in Italia purtroppo, ma ormai si è diffusa come dire a livello europeo. La battaglia che noi abbiamo fatto sui Corona Bond, ed è una battaglia condivisa anche con gli esponenti della Lega, perché riteniamo che anche i Corona Bond siano uno strumento assolutamente necessario e non è escluso comunque che vengano diciamo così introdotti, visto che lo sono già stati fatti
c'è stata fatta una introduzione dei bond attraverso i 100 miliardi contro la disoccupazione. Volevo dire appunto che questa battaglia la dobbiamo adesso vincere il 16 aprile, quando l'Eurogruppo si riunisce e ci dirà come vorrà finanziare altri 500 miliardi, no, di questo Recovery Fund, che è questo piano per la rinascita soprattutto industriale ed economica. E chiedo a entrambi, lei Moretti è stata vice sindaco di Venezia, ha un'esperienza amministrativa, Vicenza, e un'esperienza amministrativa in consiglio regionale. Lei, Darè, è stato sindaco storico di Vittorio Veneto. Siete due veneti a Bruxelles. C'è la possibilità di porre la questione della specificità veneta, di una regione particolarmente vocata al manifatturiero, di una regione tra le più turistiche d'Italia ed Europa? Si può inserire anche questo elemento nel dibattito europeo? Chiedo a lei, Moretti. Ma assolutamente sì, sia io che Darè nelle commissioni di cui facciamo parte ovviamente portiamo sempre l'esperienza, il bagaglio di esperienza amministrativa che abbiamo fatto, ma portiamo anche in Europa l'orgoglio, la fierezza ovviamente dell'intrapresa veneta, della capacità di rimboccarsi le maniche e di farcela. Certamente quello che si diceva prima sul settore turistico, io faccio parte anche della commissione turismo, è fondamentale, ma vede c'è un limite in tutto questo. Il limite è nel fatto che l'Europa non ha competenze esclusive sul turismo, sulla sanità, sulla Moretti, fiscalità. abbiamo un problema di collegamento. Sulla riforma delle istituzioni. Ecco, Darè, chiedo anche a lei, questa specificità veneta può essere fatta valere o è un discorso solamente teorico di fronte ad un'Europa che sembra non tenere in considerazione a volte le esigenze dei singoli paesi? Ma è chiaro che l'Europa si va difendendo gli stati, no? E ognuno difende la nazione. Purtroppo noi abbiamo da quello che ho notato dalle prime battute, anch'io come lei ha prima riportato, siamo stati amministratori, sono stato sindaco, ma sono stato anche in Regione Veneto, quindi veniamo dalla parte pratica, diciamo amministrativa pratica, e la parte politica che è quella dell'Europa. Allora sono due cose similari ma completamente diverse. In Europa si ragiona per macro aree, non si può parlare solo di Veneto, si può però parlare di un turismo che può coinvolgere anche la Croazia, visto che ha le stesse problematiche. Tra l'altro la Croazia in questo momento è alla presidenza dell'Unione Europea, quindi diciamo i veneti vanno in Europa per difendere i veneti, ci andiamo con uno spirito veramente battagliero, perché dietro di noi abbiamo le imprese, abbiamo quella parte del turismo, ripeto, è la prima regione turistica d'Italia, ricordo che Venezia è la seconda città turistica, ma Verona è la quarta città turistica d'Italia. Allora noi andiamo a difendere questo, difendere il manufatturiero, noi siamo solo secondi dopo la Germania, siamo primi della Francia, allora abbiamo dei settori che sono strategici, ma noi abbiamo bisogno, soprattutto adesso in questo momento, e mi permetto di entrare su quella che è la seconda normativa per cui si entra nel SURE, che sono 100 miliardi, che sono 100 miliardi che vanno per la disoccupazione, cioè i soldi veri che vengono dati ai dipendenti che hanno perso un mese o due di lavoro. Allora, non so se basteranno, anche qua il 16 sarà da lottare anche su questi punti, che sono fondamentali. Dobbiamo dare la tranquillità a chi sta a casa in questo momento e non percepisce lo stipendio. Quindi gli ammortizzatori sociali, le esigenze del lavoro sono la priorità, mi pare di capire, per entrambi. Una considerazione sentendovi parlare, mi pare che tra di voi ci sia molta più unione che tra le vostre rispettive forze politiche a livello nazionale. Non mi aspettavo un dibattito infuocato, chiaramente, però vi vedo abbastanza in linea da questo punto di vista. Possiamo parlare di una battaglia ormai territoriale italiana in Europa unitaria per certi versi, perlomeno da parte di voi rappresentanti che siete in Europa. Moretti. Beh, sicuramente sì, anzi
Devo dire che in Europa c'è uno spirito di condivisione, andiamo spesso al di là della polemica sterile, della polemica stupida. E poi c'è anche da dire questo, in un momento così drammatico per il nostro paese, per l'Europa, per il Veneto, noi dobbiamo farci forza comune, noi dobbiamo essere degli alleati, certo con delle posizioni diverse, ma attraverso le diversità si migliora la proposta, si migliora la soluzione e quindi dobbiamo lavorare veramente lasciando da parte la propaganda, da parte la polemica inutile e lavorare tutti insieme per l'interesse del nostro paese. C'è questa corresponsione o è solo una mia impressione? Va bene, allora, da quello che ho percepito io, noi come italiani andiamo diciamo, in Parlamento europeo, ci andiamo come parlamentari europei. Invece gli altri parlamentari, parlando dei tedeschi e dei francesi, ci vanno come parlamentari tedeschi e francesi. Dobbiamo entrare, e soprattutto noi, prima da veneti e poi da italiani, poi siamo anche europei. Allora se non entriamo con questo spirito battagliero di entrare nei tavoli delle commissioni e combattere per il nostro territorio, veramente questi fanno un boccone e ci mangiano. Anche perché, ripeto, posso capire la Germania, ma non posso tollerare certamente l'Olanda, che ha un PIL minore del Veneto e viene a dettare le leggi economiche all'Italia. Ma mi perdoni, andiamo là e difendiamo le nostre ragioni e i nostri imprenditori. Ecco, c'è questo veto, l'Olanda è assolutamente ferma nelle sue convinzioni e nella sua linea, sembra non ci sia nessun margine di manovra, quindi di fatto si va a sbattere dal punto di vista degli Eurobond. No, in realtà l'Olanda ha dovuto rimangiarsi alcune posizioni. Ovviamente in Olanda c'è, diciamo così, un governo, chiamiamolo così, sovranista, i cosiddetti paesi frugali, e in Olanda tendono a farsi i cavolacci propri, senza condividere nulla rispetto ad una situazione drammatica che coinvolge tutti. Allora l'Olanda però era partita con una condizione, MES con condizioni dure e no ad Eurobond. L'Olanda si è dovuta rimangiare questo, perché il MES oggi viviamo a condizioni ultraleggere. Abbiamo inserito i bond, per quanto stiamo parlando di questo grande piano di rinascita, sostanzialmente molto probabilmente finanziato dai bond. Quindi l'Olanda alla fine ha fatto sì un gran casino, vergognoso per quanto mi riguarda, perché appunto è tra l'altro un paese che è un paradiso fiscale e quindi ha anche delle regole fiscali assolutamente incompatibili con tutti gli altri sistemi fiscali europei, ma ha dovuto fare dei gran passi indietro. Dare, ultima battuta anche per lei, con questa Olanda tra virgolette sovranista c'è un punto di contatto, voi che rappresentate per certi versi l'anima sovranista all'interno dell'Europa, avete modo di parlare, di traghettare un messaggio ai vostri colleghi olandesi? Ma con i fratelli olandesi noi non abbiamo nulla da spartire, ma vede, io mi arrabbio molto anche quando a un certo punto vedo la Finlandia che detta le regole sul piano agricolo, ma diciamo i grandi produttori agricoli dell'Europa sono la Francia, l'Italia e la Germania, e i finlandesi vengono a dettare le leggi sull'agricoltura. Con cosa? Con le renne, la produzione delle renne? Allora dobbiamo capirci, ognuno deve difendere il proprio territorio, anche perché, ripeto, con gli olandesi, che loro hanno uno spirito diverso, loro vanno in Europa e fanno gli olandesi, i tedeschi fanno i tedeschi, è ora che noi dobbiamo fare, anche noi dobbiamo fare gli italiani. Grazie, grazie mille, grazie per il vostro intervento, buon lavoro in Europa. Grazie altrettanto. Arrivederci, grazie. Erano Gian Antonio D'Araè, arrivederci, europarlamentare della Lega, e Alessandra Moretti del Partito Democratico. Sono tra l'altro arrivati proprio adesso i nuovi dati della Regione del Veneto e di Azienda Zero per quanto concerne, vediamoli insieme.
se riesco a mostrarveli un attimo solo. Allora, siamo a 13.000, un attimo solo che li leggiamo insieme, 13.459 i casi totali, 38 in più rispetto al report di questa mattina. I casi attualmente positivi sono 10.592, i soggetti in isolamento 18.567. Questo per quanto concerne i dati del contagio. Scendiamo, vediamo, ecco, il dato dei decessi è particolarmente grave, 19 decessi nel corso della giornata di oggi, per intenderci, dalle 8 di questa mattina alle 17. Questo è l'arco temporale analizzato solitamente dal secondo report della regione del Veneto. Vedo però due buone notizie. La prima è che i pazienti in area non critica, allargo ancora un attimo, sono scesi di 43 unità e i posti letto in terapia intensiva occupati sono scesi nel corso della giornata di oggi di 9 unità, 248 quindi. Vedo invece 3 decessi, quindi altri 3 decessi nelle strutture territoriali, uno all'ospedale di comunità di Belluno, 2 all'ospedale di comunità di Marostica in provincia di Vicenza. Quindi il dato totale dei decessi è di 22 decessi nel corso della giornata di oggi. Questa è la situazione in tempo reale, ma occupiamoci per un momento di noi, perché oggi sono stati diffusi dei dati e il gruppo Media Nord-Est, che in queste settimane vi sta tenendo aggiornati su questa terribile emergenza, ha un risultato da condividere con tutti voi. Media Nord-Est è il primo gruppo televisivo locale in Italia per ascolti certificati Auditel. A marzo il network, guidato dall'ingegnere Filippo Iannacopoulos, che ha nella sua galassia le emittenti venete Antena 3, Rete Veneta e Telenord-Est, oltre a Tele 4 in Friuli Venezia Giulia, ha consolidato la propria leadership a Nord-Est, registrando la miglior performance nel panorama nazionale dell'emittenza locale. Con un ascolto medio record e contatti giornalieri che hanno sfiorato il 1,5 milioni di telespettatori, il gruppo Media Nord-Est, nato nel 2017, è ora ufficialmente il primo in Italia. Sempre al vostro fianco, mentre crollavano certezze in un periodo buio per tutti noi, le nostre emittenti hanno svolto con serietà e autorevolezza il vero servizio pubblico. Palinsesti stravolti per raccontare passo dopo passo e con sole notizie certificate l'evolversi dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19 nei nostri territori. Interviste, approfondimenti, confronti, opinioni, sempre in diretta, sempre in edizione straordinaria, anche per combattere il diffondersi dell'epidemia da fake news. Al vostro fianco, a ogni ora, per aggiornare o semplicemente tenere compagnia nelle lunghe giornate passate tra le mura domestiche, dal tutto chiuso al mondo attraverso il piccolo schermo delle nostre TV. Ecco perché abbiamo trasmesso in diretta le messe di Papa Francesco, le funzioni celebrate dal Patriarca Moraglia, dei vescovi del nostro territorio e la preghiera dal Santo di Padova. Abbiamo pensato a tutto, stravolgendo i palinsesti, per dare ancora più voce ai nostri telespettatori, garantito compagnia e un sostegno con la ginnastica da fare in salotto, la TV dei piccoli e le ricette. Anche noi siamo donne e uomini, madri e padri. Ci possiamo ammalare e far prendere dall'ansia, volti ed espressioni nascoste dalle mascherine, ma non potevamo mollare. Non abbiamo guardato ai disagi personali, alla fatica, al bilancio, ai profitti in un momento in cui i contratti crollano per la crisi di artigiani e imprese perfino nel ricco nord-est. In questo periodo abbiamo tutti messo al centro del nostro operato i soli telespettatori. È per loro che il lavoro ha acquisito un senso profondo in questo periodo buio, è diventato vicinanza, ascolto, condivisione, forse ha perfino salvato vite umane. Coscienti dell'importanza del nostro ruolo ed oggi con un carico maggiore per essere i primi in Italia, non tradiremo mai il patto con chi ha scelto di vivere con noi. Grazie. Questo quindi il nostro grazie e andiamo avanti subito dopo la pubblicità.
Di nuovo insieme, di nuovo in studio, in diretta per raccontarvi l'ennesima giornata sul fronte del coronavirus. Quella di oggi è stata una giornata contrassegnata da diversi messaggi istituzionali. Uno è arrivato dal Viminale per bocca del sottosegretario all'interno Variati, che ha presentato, lo vedremo nel corso dei nostri telegiornali, i dati dei controlli effettuati su tutto il territorio regionale dal 10 marzo all'8 aprile. Parliamo di 260.240 persone controllate da tutte le forze dell'ordine. Le persone sanzionate e denunciate sono state oltre 12.000, 12.193 per l'esattezza. Tra queste denunce spiccano le 194 per false dichiarazioni, quindi persone che al momento del controllo hanno fornito di fatto false generalità. 38 invece sono i casi di persone denunciate per aver violato la quarantena, quindi 38 persone che dovevano rimanere in casa perché positive al virus e che invece sono andate in giro. L'ultimo episodio è di pochi giorni fa a Belluno, dove sono state beccate una mamma e una figlia nella zona di Ponte nelle Alpi, che dovevano per l'appunto rimanere in casa. Questo quindi il quadro dei controlli, ma entreremo nello specifico nel corso dei nostri telegiornali. Quella di oggi è stata anche una giornata contrassegnata da una proposta particolare, anche questa la vedremo poi, formulata dal governatore Zaia, quella di ripartire gradualmente in Veneto per quanto concerne le attività produttive, individuando delle aree, delle zone, dei comparti per la sperimentazione, quindi sperimentare questa ripartenza in attesa della riapertura che a questo punto dovrebbe arrivare i primi di maggio, perché anche qui siamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del governo. Si parla del 3 maggio per la riapertura, però per l'appunto anche questo lo vedremo nel corso probabilmente della serata. Il Premier Conte è pronto ad una diretta da Palazzo Chigi, ma per il momento non sappiamo ancora l'ora. Per parlare di questa proposta del presidente Zaia, che è arrivata dopo un confronto con il Comitato Tecnico Scientifico, in particolare con il professor Crisanti, abbiamo in collegamento Skype il presidente di Confindustria Venezia, Vincenzo Marinese. Buonasera Presidente. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. In questi giorni non si fa, cioè non parliamo d'altro per certi versi, non c'è solo l'emergenza sanitaria, lo abbiamo detto più volte, c'è anche l'emergenza economica, un'emergenza sempre più evidente. Confindustria ha chiesto a chiare lettere 48 ore fa ormai, attraverso una lettera delle associazioni del Nord, di ripartire senza se e senza ma, a patto ovviamente che la sicurezza sia garantita. Lei è di questa idea, immagino? Guardi, io ho scritto addirittura prima del 12 marzo una lettera al Presidente Conte dove chiedevo di non chiudere le aziende, ma vede, questo è un tema estremamente delicato, che dall'altra parte non vorrei che da una parte contrapponesse l'impresa, l'attività dell'industria, e dall'altra parte la sicurezza. Cioè, noi non è che come imprenditori o come aziende non siamo attenti ai temi della sicurezza, lo dimostra il fatto che durante il periodo dell'emergenza, in cui tutte le aziende erano aperte, lo Spisal, che ricordo a tutti è un organo tecnico, ha fatto mi sembra oltre 3.000 verifiche all'interno delle aziende, e soltanto l'1% è stato sanzionato. Perciò lo Spisal, organo tecnico per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori e l'emergenza Covid rientra in questa fattispecie, ha ravvisato che le aziende si erano comportate correttamente dal punto di vista della sicurezza. Ora il tema nostro, io sarei chiuso volentieri. Io sono tra le aziende che hanno il codice Ateco tra le società prioritarie, e per me è un danno enorme.
perché lavoro al 50%. Ma io se qualcuno mi desse i soldi, io starei a casa tranquillamente. Il problema è che soldi non ce ne sono e soldi ce ne saranno meno. Non ci possiamo permettere il lusso di perdere oltre 70 miliardi di euro al mese. Presidente, non ci sono i soldi, è una battuta, ma ci sono i prestiti, c'è la possibilità di fare dei mutui, perché di fatto di questo stiamo parlando in questo periodo. Le misure che sono state prese dal governo e che sono state di fatto avviate ieri sera dall'Europa parlano di prestiti in grande quantità. Lei come vede questa impostazione? Ma io la vedo in maniera sbagliata, perché il prestito è un debito. Cioè oggi è come se dicessimo ai nostri dipendenti o ai dipendenti: se volete continuare a lavorare non vi preoccupate, la banca vi presta i soldi per superare questo momento. È un debito, lo deve restituire lei, lo deve restituire l'azienda, perciò il debito non è mai una bella parola, perciò il prestito non è che noi lo prendiamo favorevolmente, non li vogliamo neanche regalati, abbiamo fatto delle proposte perché c'è modo e modo di prestare i soldi, ma il prestito è un debito, cioè stiamo dicendo alle imprese che se vogliono continuare a operare si devono indebitare. Non facciamo confusione sul concetto del prestito. Il prestito è un debito, l'ha detto lei, un mutuo. Ora le faccio una domanda: ma lei vorrebbe avere 1 o 10 mutui di casa? O non ne vorrebbe avere neanche uno? Certo, di questo di fatto stiamo parlando proprio di fronte a questo scenario. Quindi, pensando che i soldi ancora non ci sono, perché neanche i prestiti ci sono, perché è vincolato all'approvazione della BCE, cioè ci sono tante cose, non voglio entrare nei tecnicismi, certo, ma i soldi non ci sono. E quindi sarebbe anche fuorviante, forse inutile a questo punto chiedere, proprio perché i soldi non ci sono, contributi a fondo perduto. Ma il problema fondamentale è che noi dobbiamo cercare di riavviare un settore produttivo da una parte, dall'altra parte evitare di indebolirlo. Ci vuole un'iniezione di liquidità, ma la liquidità deve essere come un mutuo a 18-20 anni, non può essere a 6 anni. Le aziende non ce la faranno in 6 anni a restituire il 25% del loro fatturato per chi prende questo debito. Il 25% del fatturato vuol dire che ogni anno bisogna restituire più del 4%. Ingesseremo un sistema produttivo. Il modo migliore per far debito deve essere invece un medio-lungo termine, ma tanto lungo. L'ha detto poc'anzi lei correttamente, è un mutuo, ma un mutuo minimo si fa in 18 anni. Ma chi comprerà una casa facendo un mutuo in 6 anni? Presidente, quindi ripartire per Confindustria, per gli industriali è la priorità, è la parola d'ordine. La convince la proposta del governatore Zaia, quindi secondo lei qual è la categoria, qual è il settore che potrebbe ripartire subito dopo Pasqua in tutta sicurezza? Ce n'è uno in particolare, c'è una categoria in particolare? Ma guardi, il nostro tessuto industriale, a parte il fatto che noi non ripartiamo per il bene degli imprenditori, ma ripartiamo per il bene dell'Italia, perché poi alla fine significa garantire maggior gettito fiscale, ridurre le casse integrazione, e perciò riducendo le casse integrazioni significa pesare meno sullo Stato, perché oggi la cassa integrazione ce la stiamo pagando noi cittadini italiani e non basteranno 4 miliardi di euro per potercela pagare questa cassa integrazione. Per quanto riguarda la proposta di Zaia, del governatore Zaia, io dico che è difficile attuazione, cioè vogliamo essenzialmente per 2 ragioni. La prima perché le filiere nostre, cioè la catena della produzione è talmente tanto stretta che abbiamo visto che anche con il codice Ateco del primo governo addirittura ci sono state più di decine di migliaia di richieste di aziende che facevano parte di quella filiera che non erano state considerate. Allora io dico, anziché aprire a scaglioni, considerando che il nostro tessuto produttivo è intersecato l'uno con se stesso, perché le filiere sono veramente lunghe e non sono filiere corte, insistiamo sulla sicurezza, apriamo in quelle aziende che rispettano la sicurezza, apriamo in quelle aziende in cui non c'è un grande apporto, per esempio, dell'utilizzo dei mezzi pubblici, apriamo quelle aziende in cui si lavora in sicurezza, perché mi piacerebbe capire
dai dati di quelle persone che lei poc'anzi ha citato, che sono state fermate e sanzionate, quante persone lavoravano, perché secondo me se quelle persone erano in fabbrica non erano in giro. Ma certo. Questa domanda ce la vogliamo fare? Erano pensionati, erano anziani o c'erano tante persone che magari erano in cassa integrazione che disperate di stare a casa con le giornate così preferivano uscire? A proposito di cassa integrazione, di ammortizzatori sociali, Presidente, tante categorie, non solo gli industriali, si sono lamentate del fatto che ci sono troppe tipologie di cassa integrazione, troppi ammortizzatori sociali, troppe tipologie, troppe causali. Questo è un problema che avete riscontrato anche voi come industriali? Questa è la conformazione del nostro paese che non vogliamo cambiare, no? Perché abbiamo la cassa integrazione per il coronavirus, abbiamo la cassa integrazione ordinaria, abbiamo quella straordinaria, abbiamo la cassa integrazione in deroga. Cioè, per chi non è avvezzo, la cassa integrazione viene utilizzata per chi perde lavoro e per chi perde fatturato soprattutto. Allora, la nostra regione non è una regione di casse integrati, ma è una regione di lavoratori. E perciò bisognerebbe anche alle imprese, ma tutte, soprattutto i piccoli, snellire un po' la vita, no? E non dargli la possibilità di, anche in questo caso, rivolgersi a un consulente lavoro per capire quale misura è più confacente con la loro fattispecie. C'è la cassa integrazione, si apre un'unica cassa integrazione che è facile, ordinaria o straordinaria. L'ordinaria è quella che uno paga durante il mese e che dove ha delle disponibilità in termini di giorni, di mesi, delle 13 settimane, e quella straordinaria è per gli eventi straordinari. Coronavirus dovrebbe essere soltanto lì, con il fondo integrazione salariale per chi ce l'ha, ovvero l'integrazione del salario rispetto alla cassa integrazione. Era da anni però, Presidente, che non si assisteva ad uno scontro così duro tra categorie economiche e parti sociali, tra Confindustria in particolare e i sindacati. Questa emergenza coronavirus ha riportato in auge per certi versi un vecchio scontro che sembrava in qualche modo stato superato alla luce delle diverse sfide che c'erano prima di questa emergenza. Mi sbaglio? C'è questo scontro? Io lo vedo come un confronto e non voglio fare il politico, perché lo scontro assume connotazioni diverse e toni anche completamente diversi. È ovvio che tra noi e i sindacati in questo momento c'è una diversa veduta, però l'obiettivo è comune. Poi il problema fondamentale è che in questo confronto abbiamo un obiettivo comune, perché i sindacati vogliono tutelare la salute dei lavoratori e noi lo vogliamo fare nello stesso identico modo. Il problema è che loro ritengono che la tutela passi attraverso la chiusura e noi riteniamo che la tutela invece passi attraverso un controllo scrupoloso di quelle che sono le dotazioni di sicurezza. È lì, ma non è uno scontro, è un confronto, e i confronti talvolta dialettici anche generano dei dissapori, ma poi si riappiana tutto. Sempre sindacati siamo, noi di imprese e loro dei lavoratori, e perciò alla fine si tenderà ad appianare il tutto perché, ripeto, l'obiettivo è comune. È più di un ramoscello d'ulivo, visto che siamo anche in clima pasquale, Presidente, questo. Ma guardi, io sono una persona estremamente accomodante, l'importante è che non mi pestano i piedi, perché se mi pestano i piedi divento una iena, divento un animale. In questo caso il confronto non mi ha mai urtato né i piedi né la suscettibilità. Parliamo di un comparto in particolare. Lei è presidente della Confindustria di Venezia. Venezia è una delle mete turistiche principali al mondo, non solo Venezia, tutto il litorale. Il turismo è in difficoltà estreme. Sta scaricando la batteria, perciò mi muovo per caricare il computer. Perfetto, ottimo. Quindi, bello della diretta. Assolutamente, la ringrazio di questo. Perfetto, parliamo di turismo. Il presidente Zaia ieri alla TV russa ha detto: turisti russi, venite, non subito ovviamente, fate passare la Pasqua, anche la primavera, ci rivedremo in estate, saremo pronti ad accogliervi.
È stato un messaggio molto rassicurante e probabilmente non poteva essere altrimenti, visto l'interlocutore. Lei è così ottimista, nel senso che estate prevede per il turismo? Allora, l'estate sarà terribile, stavo utilizzando un termine, sarà un'estate in quarantena, saremo ancora in quarantena. È apprezzabile l'invito del governatore, d'altronde il governatore rappresenta la massima figura dal punto di vista della politica regionale e perciò il Veneto sappiamo che ha un bilancio molto rilevante dal punto di vista dell'attivo nei confronti del turismo, è un'economia fondamentale, che il turismo non riguarda soltanto gli alberghi, riguarda anche lì tutta una filiera, riguarda il food, il beverage, riguarda i negozi, il commercio, riguarda la cultura, l'arte, cioè, perciò alla fine il turismo è parte integrante del nostro, è un grande distretto industriale, però tutti noi ci muoveremo con molta calma, sappiamo che tutti dicono che questa emergenza non finirà nel periodo estivo, magari sarà attenuata e perciò ci sarà un problema logistico di movimentazione. Del turismo se ne potrà riparlare marzo-aprile del 2021. Questa è una prospettiva drammatica, Presidente. È certificato, guarda, è certificato, non è drammatica. Qui purtroppo abbiamo superato le prospettive o le diagnosi, questa è certificata, è certificata. Le persone non si muovono all'ultimo momento e a livello mondiale e soprattutto a livello europeo non ci sarà i liberi tutti e perciò la gente non si muoverà, le persone non si muoveranno con la stessa facilità con cui si muovevano prima e questo inevitabilmente avrà una ricaduta drammatica in una condizione in cui già abbiamo perso tanto, a Venezia poi ancora di più con l'acqua alta e col carnevale, e perciò dobbiamo andare incontro a questa diagnosi, perché qua non bisogna essere né pessimisti e neanche ottimisti, bisogna essere realisti. Ci aspetta, un termine abusato, una vera e propria economia di guerra, questo è. È un'economia di guerra, l'ho detto, guardi, il 23 febbraio, io non mi stanco mai di dirlo, il 23 febbraio, il giorno dopo il primo caso di coronavirus, ho detto attraverso una mia intervista, bisogna pensare immediatamente ai problemi economici e sociali, perché non saremo in grado di affrontarli e ci sarà un'emergenza sociale, l'ho detto il 23 febbraio. Presidente Marinese, grazie per il suo intervento, grazie e buon lavoro. Grazie a tutti voi e buona Pasqua. Tanti auguri, buona Pasqua. Buona Pasqua a lei. Arrivederci, grazie. Grazie, buonasera. Era Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia, sempre molto franco e diretto nel dire le cose e abbiamo sentito anche quali sono le sue prospettive per il settore cruciale del turismo a Venezia, ma in verità in tutto il Veneto. Finisce qui per il momento la nostra diretta straordinaria, subito dopo la pubblicità il telegiornale regionale. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.